Ore 10:30 di questa mattina. All'improvviso, nuvoloni neri e minacciosi si ammassano sulla cittadina di Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia. Sembra l'arrivo di un classico, seppur fuori stagione, temporale estivo. Acqua a catinelle, ma di colpo si verifica l'incredibile. Una piccola tromba d'aria inizia a manifestare la sua forza. Investe in pieno lo stabilimento in disuso dell'ex Ital Svenska, mulinando in pochi secondi il tetto in amianto e plastica, scagliando le parti macinate ai 420. Molti pezzi di Eternit finiscono sulla parallela strada provinciale che conduce alla frazione di Fratta. Alcune investono le abitazioni che si trovano nel raggio del capannone industriale. Il fenomeno atmosferico si conclude all'incirca 70 secondi dopo nelle campagne della frazione di Fratta. Solo la fortuna e la coincidenza ha evitato la tragedia. Nessun ferito, leggeri danni strutturali alle abitazioni colpite dai frammenti. Sul posto sono giunte 2 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Gorizia, coadiuvate dalla squadra comunale di protezione civile per l'opera di bonifica e messa in sicurezza. Trattandosi di materiale pericoloso, hanno operato i pompieri con vestiario particolare. Sul posto, per i rilievi di legge e le indagini di polizia giudiziaria, una pattuglia della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri, oltre ai tecnici dell'ARPA. L'ondata di maltempo ha lasciato il segno, seppur leggero, durante il suo passaggio di questa mattina. Dalle 9 alle 11 il fortunale che ha colpito il Friuli orientale ha riversato una quantità d'acqua oltre il limite del periodo, abbinato a un forte vento che ha spezzato rami e divelto in certi punti la cartellonistica stradale. Sotto osservazione i corsi d'acqua, per fortuna tutti sotto il livello di guardia. Vigili del fuoco e protezione civile all'opera, in particolare a Manzano, dove una parte del tetto di un'abitazione disabitata in via Sottomonte è collassata a terra a causa della pesante precipitazione abbinata alle intemperie accumulate nel tempo e alla scarsa manutenzione. Per fortuna, al momento del crollo, nessuno transitava lungo la via. I detriti hanno invaso la sede stradale, obbligando la polizia municipale a chiudere momentaneamente il traffico su ambo i sensi di marcia. Da Cividale è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco, supportata dall'autoscala del Comando Provinciale di Udine. I Vigili del Fuoco, assieme ai tecnici del Comune, hanno prima rimosso le macerie presenti sulla sede stradale, successivamente il marciapiede è stato transennato e interdetto al passaggio pedonale. Con l'ausilio dell'autoscala è stata fatta una verifica della parte di copertura ceduta, rimuovendo alcuni calcinacci e coppi pericolanti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse nel primo pomeriggio. Disagi a Pradamano, sempre per il maltempo, che ha costretto la polizia municipale a chiudere per almeno 3 ore 2 dei 3 sottopassi della ferrovia Udine-Gorizia, resi impraticabili dall'acqua. Normalità tornata nel tardo pomeriggio. Un consiglio provinciale di fuoco, quello di ieri sera a Gorizia. La pioggia non ha raffreddato gli animi. Maggioranza e opposizione se le sono suonate di santa ragione. Il casus belli del contendere, i contributi arrivati all'associazione di cui uno dei componenti è la sorella del vicepresidente Mara Scernic. Per questo sarà convocata nei prossimi giorni la 6ª commissione, presieduta da Diego Bernardis, Lega Nord. Le parole del consigliere della Lega, Franco Zotti. Oltretutto chiedono ancora un qualcosa in più, chiedono che tutti gli assessori, e compreso il Presidente della provincia, dichiarino un pezzo di carta dove loro non hanno mai votato a favore del quadro familiare e che non hanno nessun parente, nessuna presidenza di qualche cooperativa o compagnia. La risposta del Presidente Enrico Gherghetta. Per questo motivo sono permesso di scrivere questa relazione dettagliata, firmata da me, che quindi rappresenta, voglio dire, di cui rispondo riga per riga, punto per punto, davanti al Consiglio e davanti all'opinione pubblica e ai cittadini che non hanno dato la fiducia, e anche a quelli che non hanno dato la fiducia. Noi non ci siamo accorti di niente, questo è il punto vero, non si è accorto l'assessore, non si è accorto io, non si è accorto il segretario, per cui nessuno si è accorto di niente, quindi non è che noi, non c'è stato nemmeno un problema di inopportunità. Un gruppo di volontari per aiutare e valorizzare la salute. Questo è lo scopo del Comitato Spontaneo per la Prevenzione Sanitaria Isontina. Dobbiamo curare la nostra salute, ma non solo dal punto di vista della mancanza di malattie, ma soprattutto dal punto di vista culturale per quanto riguarda la prevenzione della nostra salute. Ed è molto semplice, insomma. Noi siamo partiti da una considerazione anche economica che facendo
un intervento chirurgico purtroppo quando supponiamo un tumore già in stadio avanzato, il costo è elevatissimo per la società. Regge la salute pubblica? Non più, non può reggere. Se invece facciamo la prevenzione abbiamo oggi la possibilità di debellare, di scoprire e sconfiggere i tumori addirittura una decina d'anni prima della loro manifestazione. Naturalmente questo implica proprio un concetto abbastanza bello e culturale per quanto riguarda la bellezza della vita e la prevenzione della salute.